Una chiara volontà in Veneto come nel Trevigiano. Al voto nella Marca il 58% degli elettori con una percentuale di sì del 98,1%. Una voce, quella che si è alzata dal Veneto per l'autonomia, che la deputata PD Simonetta Rubinato punta a far pesare da subito. Vorrei ripresentare alcune proposte emendative, che sono 2 anni ormai che presento, per consentire ai nostri comuni di utilizzare l'avanzo di amministrazione e aprire dei cantieri e anche per sbloccare il turnover in modo da assumere qualche giovane nei nostri comuni che hanno poco personale. Sono 2 anni che ci provo senza successo, vediamo se adesso con la voce dei veneti che chiedono almeno un inizio di cambiamento, se questo sarà possibile. Rubinato voce fuori dal coro del PD da sempre sul tema autonomia, senza fare calcoli se alle prossime politiche questo la penalizzerà o la agevolerà. Certo che il Partito Democratico del Veneto e la sua dirigenza deve fare i conti con questo voto e quindi con le figure che più si sono spese e sono più rappresentative di questo territorio. Nel capoluogo affluenza al 50,4%, 97% di sì, 3% di no. Al di là dell'autonomia del solo Veneto, penso che questa consultazione, questa prova di democrazia debba essere uno sprone per cercare di avere delle riforme strutturali sul nostro sistema regionale. Veneti e trevigiani si sono espressi, dice il sindaco di Treviso Manildo, ora i fatti. Aspetto che sia lui che giustamente ha i bianchi in questa partita a scacchi che imposti la partita, e sicuramente se è una cosa seria ci siamo a fianco tutti noi sindaci, che siamo le istituzioni più vicine ai cittadini, quindi io ho tenuto a dirlo, il mio sì è stato un sì di garanzia, anche se la domanda del referendum è così generica. Vuoi maggiori forme di autonomia, era simile a vuoi bene alla mamma, adesso bisogna vestirla di contenuti, aspettiamo che il Presidente Zaia lo vesta di contenuti.